Nome. Martina. Ernesto. Soprannome. Dipende. Dipende, per lo più Marti. Età. 24. 24 a novembre. Ruolo all'interno di Friuli Doc. Mi occupo nello specifico di seguire il blog, quindi la parte relativa ai video, la parte relativa alla pubblicazione degli articoli. Assieme ad Ernesto mi occupo del blog e seguo alcuni aspetti della manifestazione. In cosa ti sei laureato? Scienze e tecnologie multimediali. Scienze tecniche del turismo culturale. Cosa farai da grande? Spero di poter continuare a lavorare nel settore del turismo. L'astronauta. Canzone preferita? Trouble dei Coldplay. Battiato la cura. Libro sul comodino. Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami. In questo momento i libri sulle curiosità di Udine per scrivere il blog. Dici sempre la verità? Dipende. Piuttosto sì. Sì, in linea di massima sì. Il tuo cartone animato preferito? Pollum. Capitan Harlock. Come vi siete conosciuti? Alle superiori. Ci siamo conosciuti alle superiori, al Sello, quasi 10 anni fa. Quindi vi conoscete bene? Sì, abbastanza. Abbastanza. Bene. Dici una sua qualità. Beh, è una persona affidabile. È una persona seria su cui si può contare, si può fare affidamento su di lei. Un suo difetto. È un po' permaloso. È molto anche troppo apprensiva. Una cosa che hai sempre voluto dirgli. Grazie per lo spirito di sopportazione che hai dimostrato in questi anni. Che alle superiori le sue imitazioni erano le più divertenti. Ma torniamo a noi. Un aggettivo per Friuli Doc. Beh, è una manifestazione molto allegra. Divertente. Uno per il blog. Ancora più divertente. Eclettico. Dai agli utenti del blog una buona ragione per seguirvi. Beh, direi di seguirci perché appunto il blog è pieno di informazioni, di curiosità, di notizie, si possono conoscere un po' quelli che sono i retroscena della manifestazione e tutti quanti, in più si possono lasciare dei commenti e anche dei suggerimenti eventualmente per le persone che organizzano. Il blog è divertente, ci sono tante curiosità, tanti aspetti della manifestazione che non potreste conoscere altrimenti, quindi quale altra buona motivazione se non questa? Facci un saluto. Ciao! Ciao!